Buongiorno, le principali notizie. Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 15 egiziani arrestati, clandestini approdavano ad Augusta e a Portopalo di Capopassero a bordo di barche a vela. Il gioco d'azzardo invade Messina, maxi operazione della Guardia di Finanza, 22 gli indagati, 13 le persone ai domiciliari. A Misilmeri ieri palloncini bianchi e lacrime, lo strazio di una comunità, funerali di Sara Campanella uccisa dal collega universitario, per l'ultimo saluto l'arcivescovo Lorefice, l'amore non uccide. A Siracusa la commissione antimafia regionale lancia l'allarme droga, sempre più diffusa tra i giovanissimi e tra le principali fonti di guadagno della criminalità. Sulle estorsioni ancora paura di denunciare. A Riposto, arbitro accerchiato e picchiato durante una partita giovanile, indagano i carabinieri, il video fa il giro dei social. Palermo, bello e vincente, ieri contro il Sassuolo, la tripletta di Poyampalo spinge i rosanero verso le posizioni di prestigio della classifica. Calcio, tabù Massimino per il Catania, rossazzurri a secco di vittoria in casa da gennaio. Battuti dall'Avellino, Toscano dice dobbiamo crescere. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 15 gli egiziani arrestati, operazione della polizia anche in Albania, Germania e Oman. I clandestini approdavano ad Augusta e a Portopalo di Capopassero a bordo di barche a vela. Sentiamo Tonino De Mana. Un'organizzazione criminale dedita all'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla polizia, che ha scoperto un traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia. 15 persone, tutte egiziane, sono state arrestate tra le province di Catania, Cosenza e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e Turchia, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale. L'operazione, ribattezzata El Rais, è frutto di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in sinergia con Europol, Eurojust e Interpol. I migranti venivano fatti imbarcare dalle città di Izmir, Bodrum e Marmaris in Turchia e, seguendo rotte prestabilite, approdavano in Calabria a Crotone e Roccella ed in Sicilia ad Augusta e Portopalo di Capopassero a bordo di barche a vela. I carabinieri di Partinico hanno fermato un palermitano di 46 anni accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Dalle indagini, l'uomo, amico di famiglia e assiduo frequentatore dell'abitazione della vittima, avrebbe approfittato anche di una condizione di particolare vulnerabilità della bambina, abusandone sessualmente in più occasioni. L'indagato poi avrebbe anche filmato gli abusi avvenuti, a volte anche nella sua abitazione, attraverso una telecamera nascosta, realizzando così diversi video pedopornografici che gli inquirenti hanno trovato nella sua disponibilità. Durante le perquisizioni disposte dalla procura, la giovanissima vittima adesso si trova al sicuro in una struttura protetta. Andiamo a Messina, dove c'è stata una maxi operazione della Guardia di Finanza contro il gioco d'azzardo. Ci sono stata azzerata un'organizzazione capace di rigenerarsi nonostante le precedenti inchieste. 22 gli indagati, 13 le persone finite ai domiciliari. Francesco Triolo. Un'organizzazione rodata, capace anche di rigenerarsi negli anni e che gestiva in maniera capillare il gioco d'azzardo e le scommesse online a Messina in provincia, una città, quella dello Stretto, che secondo l'analisi di pochi giorni fa di Federconsumatori è al quinto posto nella classifica delle città italiane per volume delle giocate pro capite sui canali autorizzati. Si gioca a Messina e si gioca tanto, insomma, terreno fertile per le organizzazioni criminali. Nell'inchiesta, che oggi ha portato a 9 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 13 ai domiciliari firmati dal GIP Eugenio Fiorentino, ci sono in totale 26 indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dal 2022 e gestite per mesi dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalle sostitute della DD Antonella Fradà e Liliana Todaro, a Messina era stata impiantata un'organizzazione capillare con ruoli ben definiti sin dal 2018, centinaia di migliaia di euro gestiti su piattaforme illegali, siti dark con estensioni internazionali su cui venivano deviati i clienti che magari entravano in un punto di scommesse dalla facciata apparentemente legale. Dalle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali è emerso come si poteva scommettere su tutto, su qualsiasi sport. L'organizzazione
Utilizzava poi canali Telegram e WhatsApp per decidere come indirizzare le scommesse. I guadagni illegali venivano investiti per l'acquisto di beni immobili come case, terreni oppure partecipazioni azionarie o ancora finanziava l'apertura di nuovi punti scommesse. A capo del gruppo, secondo quanto sostiene la procura, c'erano due messinesi, il 52enne Carmelo Salvo e il 44enne dipendente di RFI Letteria Arcoraci. Vengono definiti entrambi promotori e organizzatori del vasto giro di scommesse illegali. Accanto a loro, come fiancheggiatori, vengono indicati il 37enne Emanuele Milia, il 32enne Antonino Messina e il 44enne Ignazio Vadalà, ma nell'organizzazione c'erano anche tanti altri ruoli come quelli di provider, referenti, tecnici informatici, master, agenti, contabili che sapevano muoversi, ebbene, nel dark web. Un catanese di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato disarmato nel rione di San Cristoforo. Il giovane teneva l'arma con il colpo in canna ed era in compagnia di un amico. Dopo una colluttazione con gli agenti delle volanti, il 26enne è stato fermato, identificato e ammanettato. Adesso a Misilmeri, ieri si è fermata per dare l'ultimo saluto a Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria uccisa dal collega. L'arcivescovo di Palermo Lorefice dice l'amore non uccide, ci sono stati palloncini bianchi e lacrime proprio durante i funerali. Sentiamo Marco Gullà. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. Misilmeri ha reso l'ultimo saluto a Sara Campanella, uccisa una settimana fa da Stefano Argentino. La bara della giovane ragazza è stata portata a spalla dalla Chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla Chiesa Madre, che si trova nella stessa piazza, e all'uscita, dopo le esequie, applausi, palloncini bianchi e lacrime in migliaia i presenti. Direi solo basta, basta. Troppe vittime, troppe persone, troppa tristezza, ci sta coinvolgendo tutti. Lei era al quinto anno quando io andavo al terzo, però eravamo nelle classi accanto ed eravamo praticamente sempre insieme. Tanti giovani hanno indossato una maglietta bianca con la scritta nera "No violenza". Mi amo troppo per stare con chiunque. La frase che Sara aveva sulla sua bacheca Facebook campeggia nella piazza gremita. Parole dure e significative da parte dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Qui sconvolti, senza parole, dinanzi al corpo di Sara, corpo martoriato, sacrificato, vita che ci è stata rubata. Perché? Ancora una volta risuona un grido, perché? Perché? Una domanda che riecheggia nella piazza che oggi piange per Sara. I familiari vengono avvolti dal calore di amici e parenti. Un dolore troppo forte, l'amore non uccide, è assurdo, tuona Lorefice. Consegnando con voi e per voi la cara Sara, la nostra Sara, nelle braccia del Padre, al suo abbraccio che non delude e non finisce. La droga, sempre più diffusa anche tra i giovanissimi, diventa una delle principali fonti di guadagno della criminalità. A Siracusa, in prefettura, la commissione regionale antimafia, il presidente Cracolici, sulle estorsioni dice paura di denunciare. Francesco Loi. Non ci sono denunce. Anche le associazioni anti-racket, che qui sono 5, evidenziano una difficoltà di aggregazione e di associazionismo. Le estorsioni non più come fonte principale di guadagno, ma come modo per imporsi sul territorio. A dirlo è il presidente della Commissione regionale antimafia, in prefettura a Siracusa, per fare un quadro sulla criminalità in provincia. Il tema che ci interessa capire è come questi affari poi si redistribuiscono e si reinvestono nel sistema cosiddetto dell'economia legale. Quella di oggi è una mafia diversa, che agli spargimenti di sangue preferisce agire nell'ombra. In questo periodo tra i clan del siracusano c'è poca conflittualità. Significa che gli affari vanno bene. E si è in qualche modo
inserita nel tessuto economico e sociale con maggiore capacità di evitare, di impaurire, di avere reazioni anche da parte dell'opinione pubblica, e quindi si alza la soglia di convivenza. Nel mirino dei gruppi criminali c'è anche il settore del turismo. Spesso anche le attività sono riconducibili a prestanome. E poi c'è la piaga dello spaccio. Le piazze fruttano sempre più, ricercate anche dai giovanissimi. La droga più diffusa è il crack. Per acquistarne una dose, infatti, serve appena qualche euro. Adesso a riposto nel catanese un arbitro è stato accerchiato e picchiato durante una partita giovanile. Il video fa giro del social. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Adelaide Barbagallo. Violenza e aggressività giovanile arrivano sino ai campi di calcio. Una partita si è trasformata in un violento ring allo stadio Luigi Averna di Riposto durante un incontro playoff under 17 provinciale tra la squadra locale Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara. L'arbitro è stato accerchiato, spintonato, picchiato. L'episodio è stato ripreso dagli spalti e il video che sta facendo il giro dei social è quello che stiamo vedendo. Ma c'è di più, la partita con tanto di spettatori si è disputata nell'impianto di Torre Archirafi, chiuso al pubblico per l'inagibilità delle tribune. Tutto è avvenuto durante i tempi supplementari della partita. Vediamo come l'arbitro improvvisamente è stato accerchiato a giocatori ed altre persone entrate in campo e costretto a difendersi il volto dai calci e dai pugni sferrati con violenza, fin quando un uomo lo ha sottratto alla furia del gruppo trascinandolo a bordo campo. La lite ha coinvolto quindi altri giovani che se le sono date di santa ragione con scazzottate, pugni e spintoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri giunti sul posto a porre fine al parapiglia, ascoltare i testimoni e adesso, con la visione del filmato, procedere con eventuali denunce. Il DASPO e l'esclusione dal campionato della squadra ritenuta responsabile dell'accaduto. Alle due squadre i carabinieri contestano anche il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Dall'ultima truffa del finto operatore Enel al curriculum ricevuto, i truffatori si reinventano le trappole, il consiglio è sempre quello, chiamate polizia e carabinieri. Roberta Lunghi. L'ultima che vi abbiamo raccontato è la truffa del finto operatore dell'Enel, insomma la macchina delle truffe nei confronti di anziani e persone fragili si arricchisce sempre di nuovi capitoli. Se i truffatori inventano sempre nuovi sistemi prevalentemente indirizzati ad anziani e persone fragili, parallelamente l'attività delle forze dell'ordine è sempre più capillare. L'informazione continua a raccontare di persone truffate, ma anche di chi proprio grazie ai servizi giornalistici si sente intoccabile. La truffa del finto incidente. Non me sono questa, la conosco da svariati anni. Dello specchietto, del ciuffo e caporia uguale. Quindi a lei non la possono fregare? Ma è poi meno. In tanti comunque si mostrano informati. È tipo un incidente, un figlio, insomma, e altre cose. Ho chiamato 2 volte questi qua, che è il maresciallo, l'avvocato, e come sì, a mia moglie, però non nel telefonino, nel fisso. Mia moglie dice, ma guarda, io non ho figli. Sì, l'ho visto in TV tutta questa storia che ci sono truffe. Il pacco, il finto incidente, i finti dipendenti dell'INPS e poi lui, tra le ultime new entry. Mi è arrivato il curriculum, ma se io non ho mandato, che curriculum devo mandare? È chiuso direttamente. E se il curriculum inviato sembra essere il sistema di truffa meno creduto, c'è chi racconta di nuovi espedienti e così arriva il finto inviato dell'amministratore di condominio. Il capocondominio aveva detto di dare 100 euro per cambiare la pulsantiera. Lei gliel'ha dati questi 100 euro? Sicuramente. Io appena ho sentito questo, aspetta che chiamo l'amministratore, appena ho detto chiamo l'amministratore è scomparso la circolazione, non si è visto più. Dia un consiglio a chi invece ricevesse queste telefonate, cosa bisogna fare? Chiamare subito i carabinieri o qualcuno di familiare. Niente solarium la prossima estate in Piazza Europa a Catania, ci sono delle verifiche in corso e c'è il rischio che quel tratto di mare venga dichiarato non balneabile, così l'amministrazione comunale preferisce non allestire la piattaforma. Adelaide Barbagallo. Un pezzo di mare a Catania, uno dei più amati, quello di Piazza Europa, non vedrà la prossima estate il solarium, così tanto frequentato nelle stagioni passate. Non sarà allestito per problemi di sicurezza balneare. Non ci sentiamo di aprirlo e di inaugurarlo. Per quale motivo? Sicuramente, visto quello che è accaduto l'anno scorso, di quelle chiazze ci sono delle verifiche non di nostra competenza, di altri enti che stanno verificando e noi non ci prendiamo una responsabilità. Preferiamo attendere una stagione e poi riaprire l'anno prossimo dopo che tutte le verifiche
che siano state fatte. La Chiazza Scura, avvistata la scorsa estate, ha sollevato il problema che è annoso, le fognature mai completate con liquami che sfociano in mare, un problema conosciuto da tempo. Quindi il mare lì non è sicuro? Questo non siamo noi a dirlo come comune, io penso che sia sicuro e che sia pulito, però onestamente non possiamo prenderci questa responsabilità, questo rischio per i catanesi e per le persone che frequentano il nostro mare. Le verifiche non sono di vostra competenza, però potete anche sollecitarle. Stiamo sollecitando chi di competenza sia per quanto riguarda questo spazio, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i torrenti, i forci learci. Di contro, l'assessore conferma l'apertura delle 3 spiagge libere della Playa e i solarium della Spiaggetta Nera e del Nautico. Verranno montati il solarium di San Giovanni Liguti, che sarà ingrandito, e verrà riconfermato il solarium di Onnina, detto del Nautico, che conta più di 2000 metri quadrati. Ci sono dei progetti per aprire altre spiagge libere alla Playa, ma l'assessore su questo punto non si sbilancia e in ogni caso, se qualcosa avverrà, non sarà certo nell'estate ormai alle porte. E da Palermo arriva la storia di un amore complicato. Lo sposo fugge il giorno prima del matrimonio con i regali di parenti e amici. Lei lo denuncia. Sentiamo Desiree Ferlito. Si sta girando! Scappa! È andata! La chiamano la sposa che scappa. Questa volta a scappare è stato lo sposo, storia di un amore complicato a Balestrate in provincia di Palermo, protagonisti 2 54enni. Lui è paziente di lei, che però è anche la sua ex psichiatra, che dopo avergli curato la depressione decide di sposarlo. Sempre lui, forse non del tutto guarito, e da qui dovrebbe valere la regola, mai mischiare il lavoro con la vita privata, lascia lei, sempre la sua psichiatra, il giorno prima delle nozze. Il caso, denunciato dalla donna e seguito dagli agenti del commissariato San Lorenzo, diventa tale però perché il promesso sposo nel fuggire ha portato via le buste contenenti il denaro regalato alla futura coppia da amici e parenti, invitati alle nozze, saltate per la scomparsa di lui. La futura sposa ha cercato di contattarlo più volte, ricevendo in risposta solo messaggi, frasi come "ti amo ma me ne vado". Gli investigatori che lo hanno rintracciato in automobile sul lungomare di Balestrate, con lui hanno trovato anche il denaro, che è stato recuperato e riconsegnato alla donna. Ai poliziotti lo scomparso ritrovato ha spiegato di aver avuto con la sua ex psichiatra una discussione sulla presenza o meno di alcuni invitati. Dopo quei momenti di tensione e altre discussioni, la fuga con il denaro della cassa comune, ritrovato come il promesso sposo. Adesso una breve pausa, poi scopriremo quali sono le parole più usate dalle nuove generazioni. Cringe, boomer, scialla, il vocabolario dei più giovani è ormai una lingua a sé. Una gara promossa dalle scuole ha deciso di premiare la parola più usata dalle nuove generazioni. Prima tappa il liceo classico Cutelli di Catania. Desiree Ferlito. Aesthetic. Brain rot. Chill. Tryhardare. Chill. Let's go, sì, let's go. Chill. Informale, creativo e spesso irriverente. Parliamo del giovanilese, tra cringe, boomer, trigger, lollo e scippare. Il vocabolario della generazione Z è ormai una lingua a sé, con i suoi codici e le sue regole. Lei è abbastanza chill? Non lo so. Chill. Chill, professore? Non sa cosa vuol dire, vero? Per questo un contest promosso dalle scuole, prima tappa il Cutelli di Catania, ha deciso di premiare la parola giovanile del 2025. Chill per me è come è uno stile di vita, perché la persona chill è una persona tranquilla che non si lascia tutto alle spalle. Aesthetic, che vuol dire? No, non c'è un significato. Brain rot, vuol dire marciume del cervello. Let's goski, andiamo a let's goski, si fa così con la mano, let's goski, andiamo a let's goscare. Il progetto, ideato dal linguista Massimo Arcangeli, vede la collaborazione di prestigiose istituzioni culturali come la Rete Nazionale dei Licei Classici, l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e diverse case editrici. Giocano molto col linguaggio da sempre i giovani e si divertono a sfidare gli adulti anche su parole che potrebbero avere in quel momento alcuni significati che si possono intuire, ma in realtà invece puntano a destabilizzare il mondo degli adulti con parole assolutamente inusuali e inventate. Professore, noi adulti come facciamo a stare al passo?
Noi dobbiamo stare al passo, giocando magari un gioco a partita doppia, cioè possiamo proporre a tanti giovani parole che sono in via di estinzione o che stanno scomparendo e sfidarli sul loro campo. Adesso il Vinitaly, un minuto di silenzio per ricordare Marisa Leo, socia di Donne del Vino, vittima siciliana di femminicidio nel 2023 al Padiglione 2 di Verona. La Sicilia raccontata attraverso la viticoltura con un occhio ai dazi americani. Orazio Longo. Leader del vino biologico in Italia e seconda regione dopo il Veneto per estensione vitata. Con questi numeri la Sicilia si è presentata al Vinitaly 2025 a Verona, ospite del Padiglione 2. Un minuto di silenzio ha aperto il talk sul ruolo della donna nel comparto siciliano per ricordare Marisa Leo, la socia delle Donne del Vino, vittima di femminicidio. 120 le aziende che hanno deciso di essere presenti al più importante salone internazionale dedicato al vino per raccontare la produzione isolana con un occhio puntato su quello che è diventato il principale punto interrogativo dell'economia mondiale in queste settimane, ovvero i dazi, con un mercato americano, statunitense, che rappresenta ad ora il 20% delle esportazioni. Il consumatore americano è appassionato ai vini italiani, riferendomi al territorio Etna, è molto appassionato, infatti i nostri vini rappresentano un po' le nuove tendenze del consumatore, sono vini molto freschi e con questa spiccata acidità e mineralità, sono sicura quindi che si arriverà a una conclusione che sia positiva per tutti. Noi abbiamo tanti di quei problemi che i dazi secondo me sono l'ultima cosa di cui ci dobbiamo occupare, anche perché a mio avviso noi non possiamo fare nulla se non accettarlo. Speriamo bene, perché i dazi emessi da uno Stato impoveriscono lo Stato che emette questi dazi, per cui vedremo come andrà a finire, ma io credo che non è un problema grosso, si risolverà da solo. Una via tracciata dalla regione, spiega l'assessore Barbagallo, è quella di sviluppare l'enoturismo. Oggi la Sicilia conta 24 vini DOP e 7 vini IGT, quest'anno premiata dall'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo. Trapani, Agrigento e Palermo sono le principali province produttrici, con vitigni autoctoni come il Nero d'Avola, il Catarratto e il Grillo. In crescita il prodotto della provincia di Catania con l'Etna Bianco, che ha conquistato negli ultimi anni una notorietà internazionale. Una breve pausa, poi la pagina del calcio con Palermo e Catania. Eccoci al calcio, Palermo bello e vincente al Barbera contro il Sassuolo, tripletta di Poyampalo, Rosanero che vedono adesso le posizioni di prestigio della classifica. Marco Gullà. Una manita che può cambiare la storia del campionato rosanero. Il Palermo batte 5-3 il Sassuolo e rinsalda la posizione in zona playoff. Adesso il quinto posto occupato dal Catanzaro dista solo 2 punti. Tutto è davvero possibile. Una vittoria che incorona Joel Poyampalo, autore di una tripletta e protagonista anche negli altri 2 gol. Il finlandese è un uragano e si abbatte sul Sassuolo capolista. Segna il primo gol, propizia il secondo, che è autogol di Tojan, fa il terzo con grande tenacia, diventa assist man per Segre per il 4-0 e poi segna il gol della sicurezza dopo la reazione dei neroverdi. Un attaccante con la A maiuscola che può spostare gli equilibri. Yeah, it's a fantastic performance from the whole team. It's obviously against a very strong team like Sassuolo, who is almost promoted to Serie A. It's a very good game that we brought to the pitch with the whole team, and obviously on a personal level, scoring 3 goals in a game, it's always very special, and it's a fantastic feeling. But today we can celebrate this, and tomorrow we need to start concentrating on Bari. Il Palermo gioca bene, per la seconda volta in campionato raggiunge la seconda vittoria consecutiva. Oggi è stata una bella partita, 2 squadre che si sono affrontate a viso aperto, si sono visti anche tanti gol, ahimè per certi aspetti, perché potevamo un pochino limitare il loro bottino, fermo restando che davanti avevamo una corazzata e ce l'ha fatto vedere, perché fino alla fine sembrava quasi che la partita potesse tornare in equilibrio, una partita che sembrava quasi chiusa, quindi prendiamo tante cose positive e dobbiamo tirar fuori da questa prestazione la consapevolezza che può darci questa partita. Vittoria in archivio, il Palermo deve già lavorare per la partita di venerdì a Bari.
Il Catania chiude in casa con l'Avellino la sua serie utile. Gli Irpini si impongono 2-1 dopo il vantaggio etneo firmato Lunetta. Catania positivo nel primo tempo ma in difficoltà dopo il vantaggio ospite. La vittoria interna manca ormai da più di 2 mesi. Marco Carli. In un Massimino in cui si respira aria di grande evento con quasi 19.000 persone, coreografie e passione, il Catania parte forte con un Lunetta indemoniato che assalta gli spazi e che trova il vantaggio nonostante la prima deviazione di Iannarilli. Il gol esalta ma non illude. Tutti conoscono la forza dell'Avellino che infatti pareggia subito con un Eurogol di Patierno. Sarà lui a decidere l'incontro dopo un primo tempo in cui i rossazzurri si fanno preferire agli Irpini per gioco e intraprendenza. Ma nel calcio gli attaccanti sono fondamentali e Patierno è uno di quelli di categoria che fanno la differenza. In una ripresa più spigolosa il suo tiro, per la verità strozzato e non irresistibile, vale l'1-2. Da quel momento l'Avellino ci mette tutto il mestiere. Toscano cambia, inserisce anche Inglese, il suo ritorno al meglio sarà fondamentale per i playoff, ma il Catania non riesce a cambiare volto alla partita, decisa dai colpi di un attaccante, ma Toscano lo dice chiaramente, c'è dell'altro. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto perché il livello ai playoff sarà questo, dobbiamo essere più esperti, più cinici, più sporchi a volte. La prestazione, soprattutto nel primo tempo, resta, ma i numeri sottolineano anche che i rossazzurri non vincono in casa dal 26 gennaio, 3-1 al Giuliano. Se vorranno essere protagonisti nei playoff, il Massimino deve tornare a essere un fattore positivo. Sia in casa che fuori comunque abbiamo mantenuto una striscia positiva. È vero che non vinciamo da tanto, però la cosa importante è aver recuperato posizioni, stiamo recuperando quasi tutti, per cui possiamo dire la nostra. Prima di chiudere una notizia di cronaca, gli agenti del commissariato di Gela hanno arrestato per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex. Nonostante questo provvedimento però la donna è stata aggredita dall'uomo che l'ha minacciata all'interno di un bar. Dunque è tutto per questa edizione del mattino, la prossima ve lo ricordo alle 14, vi lascio alla rassegna stampa e vi auguro una buona giornata.